Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Da Palermo la storia di Massimo e Mattia, un padre e un figlio, emblema dell'emergenza abitativa in città. Tra poche ore saranno sfrattati da casa, chiedono senza successo di poter restare, almeno per le feste natalizie. Continuerò solo con il sostegno della mia comunità, parla il sindaco di Ravanusa dopo l'intimidazione ricevuta. Ritrovati davanti la porta di casa del primo cittadino 3 bossoli e un mazzo di fiori. Palermo scatta il commissariamento per la società che ristruttura il Mondello Palace Hotel di proprietà della italo-belga. È cambiata la natura del contratto e una delle motivazioni del no della Corte dei Conti al ponte sullo Stretto. Il fronte del no a Messina parla di un segnale politico sempre più chiaro contro un'opera ritenuta inutile e dannosa. Catania, il centro storico cade a pezzi, tragedia sfiorata in via Naumachia dove è crollato un edificio fatiscente, l'area era già transennata. Natale, la corsa ai regali è già partita, a Catania tornano centrali i negozi in città. Calcio, Pieraccini e Donnarumma dal primo minuto nel Catania che domenica al Massimino chiude il girone d'andata contro l'Atalanta Under 23. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale oggi con il tema molto forte dell'emergenza abitativa a Palermo e lo facciamo grazie alla storia di un padre e un figlio. Sono Massimo e Mattia. Fra poche ore e proprio in prossimità delle feste natalizie saranno sfrattati da casa e questa storia ce la raccontano loro grazie al collega Marco Gullà. Signori miei, siamo a Natale, ma è normale buttare per strada un padre di famiglia o un figlio? Massimo ha 66 anni, un figlio a carico e vive a Palermo. Da quando ha perso il lavoro non è più riuscito a pagare l'affitto e ora è destinatario di un provvedimento di sfratto. Ha perso la moglie un anno fa e tutto per lui è crollato. Non riesce a pagare l'affitto né si può permettere un'altra casa perché nessuno vuole affittargliela perché non può dare garanzie. Percepisce un sussidio di 490 euro. Già in questo momento siamo senza soldi, mia moglie non c'è. È morto un anno fa e da quel momento le cose sono andate sempre a peggiorare. Il proprietario ieri è stato chiamato da me e mi ha detto tassativamente, guardi, mi dia 10 giorni di tempo. Assoluto, se ne deve andare, non mi interessa. Io sono in torto perché lo capisco, ma di solito si sente sempre dire a Natale, ci sono i miracoli, qualcuno arriva, no? Ti aiuto io, ma qua, ma l'aiuto dov'è? Ma chi è che ci sta aiutando? Cioè chi è che ci sta aiutando? Siamo soli, io qua non ho parenti che mi possono aiutare. Da 20 anni che Massimo e suo figlio vivono in questa casa, adesso chiedono solamente di trascorrere le feste e poi andare via. L'alternativa è andare in un dormitorio. Vedo siamo a Natale, cioè essere buttati per strada a Natale. L'altro giorno Benigni in televisione parlava di bontà, ma la bontà non ce la faccio a parlare. C'è la bontà di cosa? La bontà di cosa a 66 anni? Di solito sotto questo periodo tutti sono buoni, è il periodo più buono dell'anno, è giusto, vediamo cosa si può fare, non si può fare. Qua non si sta facendo niente, non si sta facendo niente. E adesso andiamo a Ravanusa dove il sindaco è stato vittima di un gesto pesante, dice di essere pronto a lasciare se la sua comunità non gli starà accanto. Ci sono indagini per un gesto di intimidazione appunto da parte delle forze dell'ordine. Davide Sardo. 3 bossoli, una bottiglia contenente un liquido sospetto e un mazzo di fiori. È quanto il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, ha trovato davanti all'ingresso della sua casa. Un gesto che viene interpretato come una chiara intimidazione. Il ritrovamento risale alla scorsa settimana, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto adesso. Di fronte ad atti di questo genere, solo la risposta coesa e unita della mia comunità, con tutte le forze, con le associazioni culturali, con gli enti ecclesiastici, con la società civile, solo se la mia comunità risponde positivamente a atti di questo genere
potrò trovare la forza, così come ho scritto nel post per andare avanti. Se dovessi percepire che la mia comunità dovesse preferire il grigiore al cambiamento, e allora lì a quel punto non esiterei neanche un secondo a lasciare perdere, perché solo se si è uniti la nostra comunità potrà dare le risposte che questo mio paese merita. Il sindaco ha presentato denuncia e l'episodio è stato immediatamente segnalato alle forze dell'ordine. Sono in corso accertamenti per risalire agli autori del gesto e chiarirne il movente. Nelle prossime ore il primo cittadino verrà convocato in prefettura. Numerosi messaggi di solidarietà arrivati nelle ultime ore dal mondo politico e istituzionale. Cantieri a rischio mafia, scatta il commissariamento per la società che ristruttura il Mondello Palace di proprietà della immobiliare italo-belga. Sentiamo. Il prefetto di Palermo Massimo Mariani ha disposto il commissariamento della Mondello Palace Hotel Srl, la società incaricata dei lavori di ristrutturazione dell'albergo di proprietà della italo-belga, ritenendo sussistenti situazioni indizianti di particolare rilievo sotto il profilo della normativa antimafia, insomma cantieri a rischio mafia. Il riferimento è, come scrive Repubblica, alla presenza nel cantiere dell'albergo della GM Edile, che conta fra i suoi dipendenti il boss scarcerato Bartolo Genova e numerosi punti oscuri sui subappalti. Nei giorni scorsi erano già scattati l'interdittiva antimafia nei confronti della società e il commissariamento della Mondello Immobiliare italo-belga, proprietaria dell'immobile. Ora l'attenzione della prefettura si concentra direttamente sulla società edile che gestisce l'intervento, finanziato con i fondi del PNRR. Il caso Mondello diventa così un nuovo banco di prova per il sistema dei controlli sui fondi pubblici europei in Sicilia. Per un anno 2 amministratori giudiziari, Giuseppe Sanfilippo e Francesca Di Stefano, affiancheranno i vertici aziendali che dovranno comunicare loro ogni atto. Da mesi un uomo di 52 anni minacciava 2 donne ad Avola, nel siracusano, estorcendo loro denaro per un prestito e relativi interessi usurai che in realtà non era mai stato erogato. Desiree Ferlito. Minacciate per mesi da un uomo di 52 anni che estorceva loro denaro per un prestito con relativi interessi usurai che in realtà non era mai stato erogato. È stato l'incubo vissuto da 2 donne ad Avola che, in preda alla paura e alle continue minacce dell'uomo, avrebbero continuato a pagare una rata di 3.000 euro mensili. 22.000 euro la somma pretesa dall'uomo, che per ragganciare le vittime si era spacciato per un consulente finanziario. A fronte dei ritardi nei pagamenti, l'uomo aveva assunto atteggiamenti minacciosi, paventando la possibilità di presentarsi armato o in compagnia di altre persone e minacciando di appropriarsi delle auto delle 2 donne. La polizia è intervenuta dopo che le 2 vittime avevano consegnato all'estorsore che le aspettava in auto una busta contenente 1.000 euro. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati all'indagato una pistola d'aria compressa priva di tappo rosso e altri contanti. Il 52enne è stato arrestato per estorsione aggravata e usura. Andiamo alla politica regionale, clima teso all'Ars nel primo giorno di discussione dell'articolato della finanziaria. Deve intervenire il Presidente della Regione per tessere le fila e ricucire con le opposizioni, mentre infiammano anche le polemiche sul nuovo corso di Cateno De Luca. Manlio Viola. Partenza con handicap per la finanziaria regionale siciliana, l'Ars è entrata nel vivo della discussione dell'articolato della manovra e subito il governo regionale è andato sotto con un doppio voto a scrutinio segreto. Tema del primo confronto è stata la scuola, con un emendamento 5 Stelle passato a maggioranza, 33 sì, 28 no, nonostante il parere contrario del governo. Poi sono saltati i finanziamenti per la scuola dell'infanzia, voto che ha fatto saltare sulla sedia l'assessore Mimmo Turano, che dopo la votazione si diceva basito. Inevitabile lo stop alla seduta e l'intervento del Presidente della Regione, che vestiti i panni del mediatore riusciva a trovare un punto di incontro con PD e 5 Stelle. Riscritto l'articolo 1, il cuore della manovra, con l'inserimento di proposte provenienti dall'opposizione, in serata passano provvedimenti che stanziano 150 milioni di euro per incentivi all'occupazione generale, giovanile, femminile e per il reimpiego degli over 50. Un risultato importante, ma oggi si ricomincia con altri 130 articoli da discutere, una ventina dei quali cari al governo. Il clima resta complesso in una situazione
Del genere si inserisce anche il ritorno di Cateno De Luca all'opposizione dura. Il sindaco di Taormina ieri ha lanciato il suo governo di liberazione che nascerà il 18 di gennaio e la nuova formula di Ti amo Sicilia. Chiede l'azzeramento della giunta di governo proprio a gennaio per dar vita a un esecutivo senza tecnici e senza ipocrisie, recuperando anche gli assessori DC, dice che non hanno carichi pendenti contrariamente ad altri. Ma dalla maggioranza c'è chi sottolinea che il tentativo di De Luca è solo quello di far sponda alla DC e trovare così spazio anche per uno dei suoi in giunta di fine mandato, una ipotesi che lui respinge, così come Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, attacca chi sostiene che il partito all'Ars sia finito, fagocitato dalla nuova iniziativa di De Luca. Ma prima di pensare a tutto questo c'è ancora una finanziaria da approvare e il percorso non sembra semplice e nulla può essere lasciato al caso. Per la Open Arms Salvini va assolto dalla Cassazione la richiesta di respingere il ricorso dei PM di Palermo e di confermare la soluzione del Ministro dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio perché il fatto non sussiste. La vicenda, lo ricordiamo, risale all'agosto 2019 quando Salvini era al Viminale. Pubblicate le motivazioni della bocciatura del terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Ministero dei Trasporti e Società Stretto di Messina per la realizzazione del ponte. Cambiata la natura del contratto, hanno scritto i giudici della Corte, e il fronte del no, soprattutto a Messina, si scatena. Il PD chiede che i fondi tolti restino a Sicilia e Calabria. Francesco Triolo. Il decreto del Ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione con la società Stretto di Messina per la costruzione del ponte risulta incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. È quanto si legge nelle motivazioni della Corte dei Conti nella sentenza del 17 ottobre scorso, quando la sezione centrale di controllo e legittimità ha bocciato il decreto ministeriale. Altro aspetto è la natura del contratto, che è cambiata. Prima era previsto un contributo dei privati al 60%, adesso il finanziamento tutto da fondi pubblici. E ricordano i giudici che tra i motivi che giustificarono nel 2012 l'interruzione della realizzazione dell'opera con le inevitabili conseguenze sui rapporti contrattuali vi era anche la difficoltà di reperire idonei capitali sul mercato. Il fronte del no a Messina parla di un segnale politico sempre più chiaro contro un'opera ritenuta inutile e dannosa. Per l'ex sindaca ambientalista Renata Accorinti non bisogna abbassare la guardia perché la lotta è ancora lunga. Secondo Accorinti il governo non ha mai sostenuto davvero il progetto del ponte. Sarò contento, ha detto Accorinti, solo quando chiuderà la società Stretto di Messina. Un rubinetto sempre aperto e quando non si parlerà più di ponte. L'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci invece ha ribadito l'impegno per la realizzazione del ponte. Il provvedimento del governo, ha detto, conferma gli stanziamenti per l'opera lasciando inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate, pari a 13 miliardi e mezzo di euro. Per Anthony Barbagallo, capogruppo PD in Commissione Trasporti della Camera e segretario regionale del PD Sicilia, si tratta di un doppio fallimento da parte del governo, la conferma di una strategia confusa. Oggi, ha detto, emerge che non esiste un progetto credibile e che i fondi del ponte vengono utilizzati come un bancomat per coprire altri errori. Il PD chiede ora che i fondi tolti al ponte siano riassegnati alle infrastrutture e allo sviluppo di Sicilia e Calabria. Adesso andiamo a Catania, tragedia sfiorata in via Naumachia, dove è crollato un edificio fatiscente in un'area che era già transennata. Tonino De Mana. Un disastro annunciato, per fortuna che non c'è scappato il morto, meno male che non si è fatto male nessuno, in una strada trafficata piena di turisti, B&B. Anche questa volta, per l'ennesima volta, è andata bene, ma cominciano ad essere troppi i campanelli di allarme per un centro storico che cade a pezzi e che si sbriciola sotto i colpi impietosi del tempo. È stato un crollo per vetustà, lo hanno messo nero su bianco Protezione Civile e Vigili del Fuoco di Catania presenti sul posto per effettuare i rilievi. L'improvviso cedimento di parte della struttura, resa ancora più fragile dall'assenza del tetto che ha consentito alla pioggia di infiltrarsi, avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. La pericolosità di questo tratto di via Naumachia era ben nota, tanto che l'area era stata transennata. Da qui il nuovo appello denuncia del consigliere del primo municipio Giuseppe Buio, che ai nostri microfoni aveva già sottolineato la pericolosità della zona. Ci sono, ripeto, tante transennate, ce ne sono tante, come quella di via delle Salette che è pericolosissima, l'altra che abbiamo visto in via Plebiscito che è pericolosissima pure. Noi l'abbiamo detto, sono tutte quante da parte nostra monitorate, ma serve l'attenzione più diretta da parte dell'amministrazione. Troppi pericoli e troppe case pericolanti. Da queste parti passano tanti turisti che di certo non porteranno in patria una rassicurante immagine di Catania.
E oggi torna l'appuntamento con il sindaco di Catania, il confronto con il primo cittadino Enrico Trantino. L'appuntamento come sempre è in diretta su questa rete dopo il nostro telegiornale, l'appuntamento come sempre condotto dal nostro direttore Michele Cucuzza. Per le vostre domande, segnalazioni, lamentele potrete scrivere al nostro numero WhatsApp, mandate pure un messaggio di testo al 342 7455 005 oppure una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Adesso è tempo di regali di Natale, la vera corsa ai regali è certamente iniziata con una connotazione particolare. Tornano al centro dell'interesse degli acquirenti proprio i negozi del centro della città. Sentiamo Eva Spampinato. Un cadeau, un regalino, sì, per mia sorella. Stiamo cercando qualche regalo per la famiglia, fidanzato, amici. Il Natale entra nel vivo e la corsa ai regali accende città e vetrine. Tra oggi e la vigilia saranno circa 20 milioni gli italiani in cerca degli ultimi doni da mettere sotto l'albero per un giro d'affari complessivo di quasi 10 miliardi di euro. Secondo il sondaggio Confesercenti Ipsos, la spesa media è di 250 euro a persona. Quanti regali e quanto budget? Una ventina, budget non lo sto tenendo a mente. In media si faranno 8 regali a testa, soprattutto abbigliamento, profumi e giocattoli. Negozi anche di, come dire, benessere, trucco, cosmetica. Ho già finito, principalmente pigiami e articoli per la casa. Io mi indirizzo per lo più verso la musica per i miei amici o parenti. E c'è una certezza, il negozio di quartiere torna protagonista. Il 62% dei consumatori sceglierà infatti punti vendita fisici davanti a supermercati e mercatini di Natale. Siamo qua in questo momento appunto per comprare i regali, quindi negozi del centro almeno per noi. Stiamo facendo il Babbo Natale segreto. In cosa consiste? Estraiamo dei nomi senza dire all'altra chi è capitato, facciamo il regalo a sorpresa. Tra i classici del Natale non possono mancare i gioielli. Il 25% degli italiani ne metterà uno sotto l'albero, anche se l'oro diventa sempre più un bene di lusso. Si tende a spendere sempre di meno sul bijou, mentre sulla gioielleria invece ormai la fascia c'è sempre più richiesta di prodotto di gioielleria. Tra luci, pacchetti e sorrisi il Natale torna a scaldare i consumi, budget a parte, l'importante è mettere sempre un po' d'amore. Torniamo tra poco dopo una breve pausa. Siamo tornati in studio. Continua il viaggio della fiamma olimpica che domani farà tappa a Catania. Tra i tedofori Tania Di Mario, campionessa olimpica di pallanuoto, il capitano della nazionale di futsal e della Meta Catania Carmelo Musumeci. Il corteo attraverserà un percorso di 10 km con partenza da via Quicella Porto per arrivare in Piazza Duomo a partire dalle 16:30 di domani. Per agevolare il passaggio della torcia olimpica saranno chiuse al traffico alcune vie del centro storico. E adesso restiamo a Catania, dove quest'anno la Marcia Nazionale della Pace di fine anno avrà appunto luce proprio nella città etnea. Lo ricordiamo, è promossa dalla Commissione Episcopale Italiana, in cammino per le vie della città per il dialogo e la giustizia fra i popoli. Giusy Lazzara. In cammino per le vie di Catania il 31 dicembre con la Marcia della Pace Nazionale voluta dalla Commissione Episcopale Italiana. Un appuntamento che si rinnova da 58 anni, dice padre Carbonaro nella puntata di oggi a Buongiorno Sicilia. Quest'anno qui avrà un itinerario particolare. Inizierà il giorno 30 con un convegno di preparazione nel pomeriggio e il 31 mattina presso il Museo Diocesano, dove verranno toccati alcuni temi a partire dalla nota pastorale Educare a una pace disarmata e disarmante, che è stata approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana proprio nell'ultima sessione. Uniti nel segno del dialogo e della giustizia fra i popoli, le associazioni cattoliche e laiche, tra queste Libera e Pax Christi. Nelle 5 tappe lungo il percorso daranno voce ai testimoni di pace. E questo percorso viene fatto in un clima di connessione insieme al dialogo ecumenico, quindi alle altre confessioni religiose sempre cristiane e anche quelle interreligioso. Avremo anche la presenza, una tappa in un quartiere che sta rinascendo, che è il quartiere di San Berillo,
avremo una tappa dove c'è a Piazza Cutelli, dove c'è la Moschea della Misericordia e avremo un dialogo, una testimonianza da parte dell'imam. La partenza della marcia da Piazza Stesicoro alle 15:30 il 31 dicembre per concludersi alle 21 nella chiesa di San Benedetto. Adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi andremo con il calcio occupandoci del Catania che punta all'Atalanta Under 23. A tra poco. Siamo al calcio, Pieraccini e Donnarumma dal primo minuto domenica prossima in campo contro l'Atalanta Under 23. È questo l'obiettivo del Catania con Toscano che deve infatti fare i conti con la squalifica di Di Gennaro. Francesco Triolo. La testa è già all'Atalanta. Da oggi il Catania cerca di togliersi alla mente il finale della partita con il Potenza pensando all'impegno di domenica prossima al Massimino. L'obiettivo è quello di dare un'accelerata proprio a ridosso delle festività natalizie, cercando di sfruttare anche l'impegno non certo facile del Benevento a Cerignola per girare da solo in testa alla classifica alla fine del girone d'andata. Toscano sa già che non potrà contare sul centrale di difesa di Gennaro, squalificato per un turno dopo l'ammonizione di Potenza. L'obiettivo è quello di recuperare pienamente dal primo minuto Donnarumma e Pieraccini, schierati già domenica scorsa ma in piena emergenza. Pieraccini potrebbe sostituire proprio Di Gennaro in un ruolo che ha già coperto e nel quale ha provato per tutta la durata del ritiro sostenuto a Norcia in estate. Donnarumma invece potrebbe tornare sulla fascia sinistra permettendo a Lunetta di riprendersi il ruolo di trequartista accanto dietro la punta forte. Intanto prosegue il tour di Ross Pelligrini in città per incontrare istituzioni e squadra, ma sullo sfondo c'è anche il calcio mercato pronto a decollare. In entrata la dirigenza rossazzurra tiene nel mirino il 25enne del Pineto Giovanni Bruzzaniti, individuato come sostituto dell'infortunato Cicerelli, mentre per la difesa dove Martic è in uscita l'obiettivo è Mirko Miceli del Monopoli, 34 anni, elemento esperto con circa 300 presenze in Serie C. Questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24. Vi lascio tra poco all'appuntamento con il sindaco in studio con Michele Cucuzza, il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, pronto a rispondere anche alle vostre domande. Sicilia 24 invece tornerà oggi alle 19. A tutti un buon pomeriggio.